Gaspare Cacciola è ufficialmente il nuovo allenatore del Siracusa. Per il tecnico si tratta di un ritorno in una piazza che conosce bene, dove ha lasciato un ricordo importante, avendo ottenuto la promozione in Serie D al termine della stagione 2022-2023 con la vittoria dei playoff. L'anno successivo il Siracusa fu autore di un campionato di alto livello, chiuso con numeri da record e una delle migliori difese del torneo, ma alle spalle del Trapani Schiacciasassi. Nonostante i risultati ottenuti sul campo e il forte legame instaurato con la tifoseria, Cacciola fu esonerato da Ricci a marzo e il suo posto fu preso da Fernando Spinelli, che guidò la squadra poi alla vittoria dei playoff. Adesso il destino riporta Cacciola al De Simone per guidare la ricostruzione dopo la retrocessione dalla Serie C e la forte delusione della piazza, con l'obiettivo di rilanciare subito le ambizioni del Siracusa, che partirà molto probabilmente con una penalizzazione di almeno 7 punti in classifica.